microfono. Ok, starò zitta. Staremo zitta. Daida, puoi fare tutto quello che vuoi. L'importante è che noi non bestemmiamo. Hai ragione. Dico anch'io tutte le mattine. La coda
hai braccio come Vada, vada. Ti dico funziona su lui. Però è anche geniale. Perché l'altro è in ginocchio, invece lui fa il foto molto più fermo secondo me. No, perfetto.
Largo le bestemmie. È già uno girato. Marco ha il volante, ha il kart quello col volante morbido.
Ops. Poszedł? Questi mostri. Ma anche la Jennifer non è male, Il vero mostro qua dentro è quello giallo. Il più mostro di tutti. Ho fatto le carte della... Ora. Ma ha fatto coperota professionista, quindi...
Signori, un attimo d'attenzione per favore, mi hanno incaricato. Datevela a fanculo, cioè. Allora ragazzi, mi hanno rifilato l'ingrato compito di fare le premiazioni perché dicono che sono bravo a parlare in pubblico, io non ci credo. E vabbè, parto molto semplicemente, intanto vabbè vi ringrazio perché io ero ospite qua con voi, quindi grazie di avermi accolto. Vabbè, partiamo dalla finale B. Finale B non ho classificato Pastina. Ottavo posto per K. Settimo posto Jean-Claude. Sesto posto Gilles. Quinto posto Zetter. Zetter. Al quarto posto Gasoline. Ok, terzo posto il Coge. Il presentatore dovrebbe essere imparziale, ma io tifavo per lei perché stava andando veramente forte. Jennifer, seconda posto. E al primo posto l'ho guffato in tutti i modi in finale B, ma ha vinto lo stesso. E Nicolas. Va bene, passiamo finale A. Decimo classificato del però dato decimo tipo, un applauso sulla figura. Al nono posto Kiruke. Li invitiamo da soli. All'ottavo posto, direttamente da Milano, Rafael Stinson. Ok, settimo posto Pippo. Neanche fatta. Ah, ok. Allora procediamo. Ho perso. Sesto posto. Mannaggia lui. Cive. È un video. Oh, perfetto. Mi sa che è un video. Quarto posto Hiro. Entriamo in zona podio. Al terzo posto Gatto Puma. Al secondo posto Inuyasma. Vince la Valencia la Coppa per la Al primo posto e dico... quindi 10 euro te li devo ridare. Al primo posto quanto cazzo andava Andrew? Ci ho dato che c'è un attimo.